La lingua corsa è una lingua come l'altra, ma il fatto che è nostra, è quella di sta gente e quella di sta terra. Quando è che voi avete imparato a fare la corsa? E beh, a me babbo mi ha sempre parlato corso, vale a dire che io sicuramente ho parlato corso non so francese e che il corso è una lingua materna. Quando la dublate a lingua corsa? Parlo corso in tutti gli aspetti dell'intimità e di sociale, di meno di un professionale. Ma un professionale diremmo che se devo parlare o scrivere in inglese io mi dirangerei mica, forse mica abbastanza galabato, ma mi dirangerei mica. Ma per il sociale il corso mi sta bene, in tutti gli aspetti, e anche il personale. Chi rappresenta per voi la lingua corsa? Ciò che lei è di una lingua come l'altra regia, ma è come un simbolo d'appartenenza a una comunità, a una terra, a una gente, a una famiglia, di tutto quello che fa la sua pudenza, più che importanza, la sua pudenza in domo campare, ogni giorno. Come dite la bene di lingua corsa? La bene si dipenderà soprattutto dai corsi, degli sforzi che leveranno, perché le istituzioni non basteranno mai. Ci sono assai lingue ufficiali nel mondo che spariscono, che muoiono. E il corso può essere una di quelle. Può essere una di quelle. Ciò è mica di sicuro, perché è una ricchezza. Io non penso mica che ci potrebbero essere nel mondo una decina di lingue forse più parlate, ma non è mica il diritto, l'importanza di un diritto che conta. Di ciò che la rappresenta di immaginario, l'appartenenza a una comunità, la lingua, e dunque dipende dai corsi, di quelli che tengono a gara quella lingua.